all'Osteria Lanterna ad Arco. L'idea di oggi è fare ape maglia. Allora la linea è più o meno questa qua, e poi va su quello scudo là ed esce alla destra di quei gialli. Abbiamo fatto la prima notte in furgo, non proprio primissima ma pre-arrampicata. Preparazione materiale. Comunque stamattina sono riuscito a tagliarmi col coltello. Al primo tiro di ape maglia, questo bel dietro, primo split siderale come sempre. Vamos. Vamonos. Com'è? A lei che c'è l'ultimo passetto. Brava. Com'era? Quelle scalate che devi capire di equilibrio. Bella però. Io ho sentito la sosta andare in tiro 2 volte. Sì, Eh. sempre in quel punto là. Ma Perché mi scivolavano i piedi. Non le mani non hanno neanche magnesato, guarda. Allora smagnesiati i piedi. Siamo alla terza sosta, questa è la partenza del quarto tiro. Il sole è un po' andato via. Sì. Però la via è carina, alterna tratti belli, tutti dietri. Sì. Ha alcuni segmenti di collegamento. Sì. Per arrivare alle soste. Giornata un po' nuvolosa, meglio perché quando c'è il sole si muore. Caldo qua. Sei? Sì, ci sono. Del dietro era un pistone. Ma porco cane, ho pensato a te che sei da prima. Quello ho pensato. Era da muoversi un po'. Quel dietro danno 5C? Pare di sì. Allora qua tiro di 6B. Sembra duetto. Vado? Vai, fra. Ale. Ale, bravissimo. Ok, piano. Allez! Allez gladiateur! Blocca! Come blocca? Super! Esatto, sfrutta le canne quelle dentro. Guarda com'era sto tiro. Durissima.
Duro, bello però, molto bello. Ora placchetta e poi non so se esce o ce n'è un altro. Se va Odio queste bene. soste. Odio queste soste. Sono appesi? Sì, non mi piacciono. Non sono super comode, però è bello, guarda. Tutta la Valle del Sarco. Bello. Guarda. Che? Fra, è stata una cazzata grande come una casa. Perché? Hai presente quel rinvio che tu hai tolto? Passava sotto una roccia laminata, io non potevo andare su. Ho dovuto a un certo punto, mi veniva da piangere, ti giuro, ho dovuto mollarmi, perché hai sentito che ho pendolato. Sono completamente uscita di via. Ho dovuto prendere delle cose che non esistevano, poi a un certo punto c'erano degli alberi, mi sono appesa agli alberi, non c'era niente. Qual è il rinvio? Non ho capito. Adesso ho pensato, adesso se non mi tiro su mi deve palancare. Sono pettinato? Allora, abbiamo finito Ape Maia, la vietta è carina, bella, soprattutto il tiro di 6B è impegnativo, una bella placca, però anche gli altri tiri di dietro, insomma, sono tutti abbastanza sostenuti. Forse è un pelo untina in alcuni passaggi, quindi non ti fidi molto dei piedi e vabbè, Sì. vuol dire che devi tenere di più con le mani. Giulia, al volo. Quel tiro di 6B è difficile. Secondo me per fare una via così e godertela devi avere almeno 6B più, ma tranquillo. Cioè, se vuoi fare quel tiro e godertela, se no... Ha parlato l'esperto. 6B+, mi raccomando ragazzi, perché se non avete il 6B+, Il mio è un parere, poi... però guardate che brava che pulisce le scarpe. Certo, io voglio bene la mia attrezzatura. Giusto, brava. Queste scarpette mi hanno salvato la vita oggi. Senza di loro. Vi do anche un bacio se volete. No, quello no. No, dai. Dai, intanto lo tagli.